L'importanza di capire che anche la donna non è un problema ma è una risorsa. Anche nel 2026 abbiamo questo divario tra assunzioni, tra stipendi, tra possibilità di lavoro. Io so che voi siete in prima linea, anzi vi ringrazio per questo, anche per i progetti che portate avanti per aiutare questa figura femminile, però mi sembra che strada da fare ce ne sia parecchia, purtroppo dico io. Com'è la situazione, Secchi? Diciamo che siamo in ritardo come nazione, paghiamo un grosso peso oggi di integrazione, però noi come associazione siamo secondo me molto attivi, anzi sono fra i nostri cavalli di battaglia come far sentire questa voce e creare un'integrazione che deve essere secondo me alquanto veloce per recuperare il tempo perso e al tempo stesso anche un'integrazione che deve essere morbida nel nostro tessuto urbano, che cosa non facile perché lo si vede semplicemente camminando per le strade, per cui non possiamo far finta di non vedere le cose che sappiamo che domani, entro i 5 anni, entro i prossimi 10 anni, l'integrazione sarà totale. Totale sia a livello di inserimento lavorativo e anche a livello di inserimento scolastico e anche a livello di inserimento politico. Questi sono elementi che secondo me oggi forse non vogliamo parlarne, ne parliamo in maniera marginale, però domani mattina saremo elementi che siederanno anche loro su un tavolo rotondo. Apriamo degli argomenti molto importanti che secondo me sono già in corso di discussione nella nostra associazione perché abbiamo delle persone altamente competenti. Peraltro noi stiamo svolgendo un lavoro molto attivo con l'ATER, con determinati comuni perché abbiamo alloggi vuoti. Questi alloggi vuoti non verranno mai aperti perché abbiamo anche dei sistemi di gestione del patrimonio che hanno delle tempistiche lunghe, pertanto dato queste cose a cui non possiamo dire di no e non sappiamo, abbiamo un problema di integrare queste persone. Dicevate bene prima che l'industria ha bisogno di persone, deve integrare queste persone, siamo in ritardo ma non è mai troppo tardi, bisogna fare una politica concreta. Bisogna avere il coraggio di mettersi in luce. Qui è il problema. Quando ci si mette in luce, qualunque sia la tua personalità politica, stai correndo un rischio. Perché hai delle persone che comunque non va bene quello che tu fai. Per mille ragioni. Finanziarie, speculative, di sfruttamento, di tante cose. Ma in realtà noi non possiamo far finta di non sapere che queste persone saranno la nuova forza lavoro. Per cui vanno integrate, educate, inserite con dei percorsi professionali, con dei percorsi seri. Diversamente tu parli di questo argomento, lo parli e poi cosa succede? Che queste persone in una parte si va a delinquere. Ma perché? Per ragioni che si trova con l'acqua alla gola. Per cui noi, per certi versi, siamo anche parte in causa se qualcuno va nella brutta strada, che possa essere anche l'italiano, che possa essere anche lo straniero. C'è molto da lavorare qui, però prima parlavamo di alloggi. Alloggi ce ne sono, per cui c'è l'alloggio bisognoso per le nostre famiglie, che anche lì c'è un percorso che secondo me andrebbe accelerato, perché non dimentichiamo che anche noi abbiamo le nostre famiglie povere che vanno rimesse in pista. Assolutamente. Ecco che c'è il settore sociale che dovrebbe lavorare in maniera molto sinergica con le autorità, ma in maniera incisiva, ossia dare risultati. Non fare propaganda politica. Secchi, allora cosa dobbiamo fare? Un tavolo, metterci tutti d'accordo, entrare, vedere chi può aiutare, chi non può aiutare? Secondo me oggi abbiamo delle banche dati che sono ormai aggiornate all'odierno. Sappiamo di tutto di tutti, non possiamo far finta di nulla. Basta schiacciare un bottone, vero Secchi? Si tratta di scindere, di fare delle politiche attente ma immediate, per cui vuol dire responsabilità, vuol dire mettersi in luce. E questo è un tema. Io ho saputo di uno strumento che ha adottato il Comune di Venezia, che hanno un braccio operativo che segue tutta la parte degli alloggi di edilizia popolare, e hanno fatto un bando di autoristrutturante, qualcosa del genere si chiama, che poi sono andato un po' a capire cos'era, e sostanzialmente era un bando dove ci sono degli alloggi che hanno bisogno di una ristrutturazione massiva. Ecco che lì deve intervenire l'ufficio tecnico, c'è tutto un procedimento complesso, vuol dire tempo.
mentre degli alloggi che sono stati lasciati liberi perché sono morti i signori, alloggi dove c'erano degli anziani, alloggi peraltro anche dignitosi, perché io li conosco più o meno quasi tutti, essendo di Venezia, che con una minima ristrutturazione, parliamo di 10.000 euro, 15.000 euro massimo, l'alloggio diventa già attivo. Ecco, e ce ne sono parecchi di questi. E parlando con dei funzionari hanno fatto questo bando e secondo me è stato un successo, perché sono riusciti a piazzarli subito dove chi aveva i requisiti, naturalmente sempre comunque con una serie di caratteristiche familiari, tu entri, devi farti una ristrutturazione che ha un valore molto minimale, però entri nel giro di 90 giorni. E da come ho capito è stata una cosa che ha avuto un successo.